I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time. I get those goosebumps every time. Beh, un applauso intanto ai Millennium Drum Corps, sono stati bravissimi, ci hanno dato un po' di energia per iniziare questo secondo festival del Made in Italy. È anche per me la seconda volta che salgo su questo palco e devo dire che sono molto felice perché l'anno scorso è stata un'edizione pazzesca, sono uscita che il cervello mi bolliva perché troppi input, troppe cose. Spero che sarà un po' l'effetto che avrete oggi voi, domani è domenica, rifletterete su quello che speriamo vi sarà rimasto di questo bellissimo ricco festival. È un'iniziativa che è nata con Eccellenza Italiana, che è veramente, anche loro meritano un applauso, devo dire, sono riusciti in questi pochi anni a costruire una community forte, dedicata, riunita, messa insieme negli anni della pandemia, sì, però cresciuta col tempo intorno all'amore per tutto ciò che è italiano, il Made in Italy, che ci rende orgogliosi, che ci fa sentire vicini gli uni agli altri in Italia e all'estero. E di questo parleremo. Abbiamo veramente il piacere oggi di avere tante eccellenze sul palco con cui potrete confrontarvi, perché alla fine di ogni intervista, talk, come lo volete chiamare, faremo delle domande, cioè vi lasceremo fare delle domande e veramente cogliete questa opportunità, perché le persone che salgono sul palco oggi hanno tanto da insegnare, a cominciare dal primo nome che appunto salirà adesso tra pochi secondi e che è uno dei volti, dei nomi più noti al mondo quando pensiamo all'alta gastronomia italiana, quello che la nostra cucina non soltanto insegna ma tramanda. E allora sono felicissima di chiamare sul palco Davide Oldani. Benvenuto. Buongiorno. Davide. Ciao. Buongiorno. Come dicevo, tu appunto hai diverse stelle Michelin nel tuo portafoglio culinario, hai creato questo concetto rivoluzionario di cucina pop, quindi cucina di grandissima qualità che però vuole essere accessibile, abbordabile anche da portafogli meno ricchi, e hai soprattutto una filosofia della cucina che cerchi di portare tuttora avanti nei tuoi ristoranti, nel libro che hai scritto, nei libri che hai scritto e nelle trasmissioni a cui hai partecipato. Ti vorrei quindi chiedere intanto che cosa, pensando ai tuoi inizi, ti ha insegnato a lavorare con grandi chef che per primi ti hanno potuto insegnare qualcosa, penso a Marchesi, penso a Ducasse, quindi non soltanto chef italiani ma anche internazionali, in quei tuoi inizi che poi vogliamo ricordare anche non erano previsti, cioè tu all'inizio volevi fare il calciatore, no? E poi c'è stato l'infortunio e il cambio di percorso. Sì, grazie della presentazione, mi fa piacere rivederti qui nel Made in Italy. L'ultima volta che ci siamo visti a Casa Italia, sempre per un qualcosa di italiano a Parigi, per cui è un piacere ritrovarci e vedere insomma questi giovani sicuramente attenti a quello che è il cambiamento del fatto in Italia, del qualcosa che si fa appunto con le mani in Italia. Io cosa devo dire? Devo dire che sono soddisfatto di quello, prima cosa, di quello che ho scelto di fare tanti anni fa, sono soddisfatto ora, per cui ho tenuto botta alla mia idea di fare un qualcosa di artigianale. Ci ho provato a fare l'artigiano coi piedi, cioè giocando a calcio, ma non sono riuscito, e dal piede sono passato alle mani lavorando in cucina, per cui ho trasformato l'artigianato nel miglior modo possibile per me. E credo molto, parlando appunto con giovani e vedendo un po' com'è andata la mia vita dai 20 anni, 18 anni della scuola ad oggi, credo molto ai desideri. Ho switchato un po'. Di solito quando si parla ai giovani si dà un qualcosa come il sogno, si dice sognate ragazzi che nella vita fa bene, poi ci si mantiene, poi i sogni sono tutte secondo me delle bugie assolute.
mentre invece quello su cui dovremmo lavorare, mi rendo conto ora, perché anch'io parlavo di sogni quando pensavo in maniera diversa, però credo che attualmente il desiderio sia la cosa più importante da affrontare, perché il desiderio ti permette di ambire a qualcosa guadagnandotelo, cioè pensando di costruirlo, poi se ci arrivi bene, se non ci arrivi ci hai provato e sei cosciente di averci provato, mentre invece il sogno è un qualcosa che molte volte ti illude. E allora nel mio processo, nella mia parte di vita che ha costruito una persona amante del mestiere che fa, cioè il cuoco, credo che questo passaggio sia molto importante da fare e appunto da annunciare ai giovani. Per cui il desiderio ti porta poi ad ambire a determinate cose che nel caso non vadano, va bene, ci riprovi con altro, e nel caso vadano bene è un desiderio che ti porta a capire che quello che hai fatto, i sacrifici che hai fatto, l'impegno che hai messo è servito a qualcosa. Mi piace il concetto di guadagnarti un successo, di guadagnarti un obiettivo raggiunto, perché oggi si dice che con la creator economy tanti giovani hanno l'aspettativa di avere successo subito. E talvolta non è un'aspettativa, è una realtà. Magari fai 1 o 2 contenuti che vanno benissimo e quindi ti trovi catapultato in una dimensione di visibilità incredibile, però forse non è il messaggio giusto da far passare, cioè può essere una... Perché molte volte si traduce anche male la parola successo, è una delle cose che ho preso ho esaminato bene in un paio dei miei libri. Il più delle volte il successo è mediatico. La mia idea di successo è ciò che tu fai succedere e quindi succedono determinate cose e diventi di successo. È una visione un po' strana, però mi aiuta a tenere i piedi ben saldi a terra. E la cosa più importante, credo, nella vita è quella di non volare troppo alto. Poi magari qualcuno che lo fa ci riesce. Io col mio carattere, col mio modo di fare, non ho mai pensato, cioè io preferisco fare 2 passi avanti e 1 indietro, sono sempre in vantaggio, con un po' più di calma, di riflessione, piuttosto che tentare il mordi e fuggi. Il problema è che la nostra testa è bombardata del mordi e fuggi ogni istante, cioè, col cellulare, con i social. Non so quante volte hanno calcolato che noi guardiamo il cellulare per vedere le notifiche, ma cose impensabili. Se pensiamo a quella curiosità messa sul cellulare, levata dal cellulare e messa in un lavoro che ci piace, vi garantisco che ci sarebbe tanto tempo prima nello sviluppare la propria idea, nell'applicare le proprie idee e nel fare un qualcosa per se stessi. Non so se mi sono spiegato. Certo. Però quantificare bene il tempo che abbiamo, non spendendolo nel mordi e fuggi, ma investendo e sapendo che nulla accade in maniera veloce. Io parlo dei numeri 8. Se poi parliamo dei numeri 10, certo nel mondo ci sono numeri 10 che arrivano velocemente al successo, ma se siamo in 6 miliardi probabilmente neanche l'1% arriva alla velocità del numero 10 ad avere successo, ad avere soldi, ad avere fama, ad avere tutto nella vita. Ti posso fare una domanda legata a come ci si sente quando si arriva ad un risultato come il tuo, no? Un nome ormai riconosciuto, saldo, considerato appunto un riferimento già di per sé in Italia e all'estero. Ci si sente al riparo dal rischio di poter cadere da quel cielo a cui si è arrivati? Cioè, ti senti umanamente al riparo dalla possibilità di perdere quello scintillio che hai raggiunto? No, bella domanda. No, proprio no, zero. Anche perché quello che abbiamo, parlo sempre al plurale perché io gioco in una squadra, gioco con persone, non sono solo. No, perché quello che abbiamo raggiunto l'abbiamo raggiunto day by day. Ogni giorno c'è un'aggiunta, ogni giorno c'è un qualcosa che va nelle fondamenta a reggere e un altro giorno va a rialzare. Cioè, c'è sempre quella, forse un po' di paura, forse sono io così caratterialmente e non va bene magari, però sono dell'idea che quella paura è proprio piccola.
non appartiene a me, al mio gruppo, ai miei ragazzi questa paura di cadere, anche perché tutto quello che abbiamo avuto fino adesso l'abbiamo, ripeto, fatto in maniera calcolata, pensata, senza correre, e tutto questo è accaduto in 22 anni, da quando ho aperto Do e adesso è diventato il piccolo borgo e tutto il resto. Non è accaduto in un anno o 6 mesi. Adesso tante volte tanti giovani nel mio settore, ne parlavo qualche giorno fa con un paio di ragazzi, dicono: se c'è qualcuno, mi dicono devo aprire un ristorante, hai un investitore per poterlo fare. Ecco, nel momento in cui uno cerca un investitore probabilmente lo trova, lo puoi trovare, ma 1 su 1000 lo può trovare fortunato, che non gli richiede i soldi quando ha iniziato, che gli prepari tutto, che gli faccia da baglia. Gli altri 999 devono in maniera molto chiara mettersi in gioco, fare prima. Io ho fatto questo, io racconto quello che ho fatto io ho lavorato un periodo della mia vita per imparare con i grandi maestri, sacrificandomi o divertendomi, direi, neanche sacrificandomi, perché lavoravo tanto ma mi divertivo. L'altro periodo per metabolizzare bene, che guardavo nel portafoglio, volevo fare un progetto, non avevo abbastanza soldi, per cui ho fatto l'altro periodo dove andavo a lavorare ancora più intensamente per raccogliermi dei soldi, e poi l'altro dove ho preso questi soldi e li ho messi in gioco, rischiando, perché poteva anche andare male, e partendo con tutte le possibilità che avevo, per cui facendo dei passi indietro, perché se io arrivavo dai 3 stelle, quindi fine dining assoluto, e ricominciavo a Cornaredo con una trattoria, il nesso non c'era. La scuola che avevo fatto con quello con cui io iniziavo a fare non c'era nesso, zero. Però poi dipende uno se ha una visione, ha una passione e gli ribatte tutto il tempo nella testa, per cui lavora per arrivare a quello, allora la cosa cambia. Ma vedere le esperienze che avevo fatto e portarle nella trattoria dove ho iniziato non aveva veramente un reason why, un perché, e lo hanno capito dopo. Molta gente l'ha capito dopo, qualcuno lo capisce adesso, io l'avevo capito già da allora, con tutto quello che abbiamo passato per poter arrivare ad oggi. Per cui tutti i cambiamenti che abbiamo fatto, e la paura c'è di non arrivare o di sbagliare, però probabilmente se dovessi cadere adesso cadrei dal primo piano, non dal 10°. Perché hai consolidato una struttura, hai consolidato sì, sulla la caduta qualità. è prevedibile per tutti. Io nella situazione in cui sono potrei cadere, ma dal primo, ecco, diciamo così. Ma l'ansia di quando magari presenti un nuovo piatto e che non piaccia a chi è seduto al tavolo, ce l'hai? Questa è l'ansia del 22-24enne che inizia la carriera, no? Poi ti va via. Poi se hai una filosofia di cucina, soprattutto una filosofia democratica di cucina come abbiamo noi, cioè quella dell'equilibrio e dei contrasti, perché alla base io prendo in considerazione una cosa che abbiamo che abbiamo tutti, che è il palato. Il nostro palato è formato da parte che recepisce il sale, lo zucchero, il croccante, il morbido, l'acido, il grasso. Per cui non è casuale quello che noi mettiamo nei piatti, ma è proprio valutato in base a quello che che noi conosciamo come palato, ed è il palato che poi ti porta a dire se è un piatto buono o meno. Perché noi, la grande cucina si fa nei primi 5 centimetri del palato, perché tutto il resto dopo è quello che ci serve per vivere. Per cui bisogna scindere la cucina che serve per fare esperienza o la cucina reale, che è quella che ti serve per vivere. Non so se mi spiego. E il cuoco deve mettere assieme un po' queste due cose in questo periodo. Prima magari si pensava solo a nutrire le persone, adesso si parla spesso e volentieri di esperienza, e l'esperienza sappiamo tutti che viaggia in questa parte del palato. Tutto il resto non conta più. E allora il nostro punto per creare i piatti lo sviluppiamo in questi 5 centimetri, che è la sensibilità del gusto. Dopodiché è il resto che ci permette di essere umani e ci permette di vivere. E dato che parlavi dei tuoi inizi, di come hai deciso di prendere un rischio di aprire il tuo ristorante, magari avresti potuto seguire invece una carriera internazionale, diciamo continuare un percorso internazionale, hai deciso invece di aprire un ristorante anche nella tua città natale, Cornaredo, vicino a Milano.
Che cosa consiglieresti oggi invece a chi dovesse iniziare un percorso con l'ambizione di arrivare dove sei arrivato tu? Consigli, devo essere sincero, non mi va molto di darli, perché non mi metto mai dalla parte di quello che deve consigliare. Sicuramente una considerazione che potrei fare è di ascoltarsi, di capire che, ecco, questo forse sì, di capire che una passione è già troppo se la si fa bene, di non provare a fare 2, 3 o 4 cose per vedere di avere un piano B. Sono dell'idea che chi ha pronto subito un piano B non abbia le idee chiare sul piano A. È il fallimento totale, perché il 100% non lo dedichi per cautelarti, dedichi un 80%, un 70% al piano A, poi un 10 al piano 20 al piano B, un 10 al piano C, perché pensi che quello non possa andare bene. Ma il pensare che quello non vada bene è perché non si è ancora pronti. Allora le shortcut non vanno mai prese, né credo in cucina, sicuramente no, ma neanche nelle relazioni umane. Il mordi e fuggi della relazione umana, secondo me, è il peggio del peggio che possa accadere. E accade tanto. Il problema è capirlo prima. Per cui io penso che non avere il piano B sia fondamentale per perseguire bene la strada che uno vuole prendere. Lo dice uno che sognava e non sogna più e desidera, e lo dice uno che aveva il piano B. Perché il piano B era la cucina e il piano A era il calcio. Per cui, capite, dove non si doveva fare niente io andavo, cioè calcio per me era tac, soldi, famoso, giocavo anche bene, però non pensavo che a non usare la testa come ho fatto io avrei potuto far saltare tutto, e così ho fatto, perché io, non potendo giocare fuori dalla società dove giocavo, perché ero già professionista a 16 anni, giocai questa partita disubbidendo a mio padre, alla società, e lì fu il grave incidente che sliding doors mi disse: ok, tu cambi. Però io avevo un piano B, e il piano B è quello che adesso, viste le considerazioni, direi che sarebbe il peggior approccio per iniziare una carriera di qualsiasi tipo. E pensi però che la strada sia sempre quella di iniziare facendo la gavetta, o che le regole siano cambiate? Se uno ha la fortuna di nascere imparato, come si dice, io non lo dico, va bene, ma io credo che la gavetta, magari utilizziamo altre parole, non più gavetta, non più sacrificio, perché spaventa i giovani e quindi non va bene, però sicuramente il periodo dove qualche delusione perché ti dicono che non hai capito o non sei stato in grado di fare un qualcosa, la devi avere, perché sennò, secondo me, devi bilanciare un po' il tutto, no? Perché non può essere. Mi ricordo il primo Alessandro, che adesso fa lo chef al Do, che arrivò da me 22 anni fa, appena aperto il ristorante. Ragazzo bravissimo, appena uscito da scuola, aveva già iniziato a lavorare in un altro ristorante piccolino, arriva da me a lavorare e dopo un mese mi prende da parte e mi dice: no chef, io sono contento di star qua perché qui capisco, mi riprende sempre, capisco gli errori. E dico: ma perché mi dici così? E mi dice: perché nel ristorante dove lavoravo prima, siccome avevano bisogno del giovane, tutto quello che faceva lui andava bene, per cui andava bene a lui, essendo un ragazzo intelligente, era rimasta impressa questa cosa, e mi dice: ma come può essere che io a 19 anni faccia ogni cosa vada bene? Allora riflettiamoci, quando uno dice così, evidentemente perché non fa il vostro interesse, perché fa l'interesse di colui che non trova il cuochetto che mette lì a fare magari anche lavare i piatti oltre che a cucinare, e gli dice bravo perché paga poco, poi non riesce neanche a capire perché quel cuochetto non riesce a fare buono il cibo, per cui perde clienti. È tutto un circolo vizioso che poi non funziona.
E mi rimase impressa questa cosa di Alessandro perché, giovane, decise di intraprendere questa cosa con me e dopo 1 anno e mezzo, per cui poco, andai in cucina un giorno e gli dissi a Alessandro: guarda, se io e te dobbiamo iniziare a lavorare assieme, bisogna cambiare qualcosa. E comincia a guardarmi male e mi dice: perché, chef? Perché se ragioniamo allo stesso modo tu comincerai a dire sì chef, lo sentite tutti nelle varie trasmissioni, sì chef urlato, ma è un sì chef non perché sì ho capito chef va bene grazie, è un sì chef perché soccombi, perché tu sei lì e devi dire sì, e lo devi dire. Io l'ho passato, per cui so come va, e devi dirlo sì per cause di forza maggiore, perché uno ti comanda. E quindi Alessandro all'epoca disse: questo mi vuole licenziare, va bene, lo mandai via, fece 7 anni, mandai a guadagnare più soldi e a fare grandi esperienze, perché fece Trois Gros, 3 stelle Michelin, Ducasse, Gavroche, per poi rientrare dopo 7 anni con 3 lingue parlate, con la capacità di cucinare, di conoscere qual è la differenza tra un c'est classique o c'est pas classique, cioè un classico o non classico, tra l'aver imparato anche 20 anni fa l'approccio con la cucina e la tecnologia. Adesso Alessandro si trova a fare lo chef esecutivo di tutto il nostro piccolo gruppo e la cosa più bella è che lui non dice mai sì chef, cioè se lo dice è perché c'è una ragione nel rispetto, non nel subire. Calcolate 22 anni da quando è uscito da scuola ad oggi. Adesso Alessandro gestisce più o meno 35, quasi 40 ragazzi, ma con un esempio. Marchesi diceva che l'esempio è la più alta forma di insegnamento. Alessandro inconsciamente ha ripreso questo. Non l'ho mai visto, non lo vedo mai arrabbiato, non lo vedo mai, scusate il termine, smadonnare, non lo vedo mai maleducato con i ragazzi. A me, a parte il signor Marchesi, gli chef, non Ducasse, Marchesi, Albert Roux, Pierre Hermé, non questi, i sottochef che ho avuto mi hanno sempre trattato male, sempre trattato male. Forse perché un tempo c'era questa idea che il giovane andava trattato male e che era il modo migliore per formare una nuova leva, no? Questo era, però bisogna cambiare. L'esempio ai giovani deve essere un esempio fresco, un esempio di spiegazione. All'epoca subivo anche, ero vicino allo scoppiare, l'andarmene dalla sera alla mattina come era capitato a Londra alle Gavroche, era 3 stelle quando io iniziai nell'89, e io e Gordon Ramsay, che voi tutti conoscete, io lavoravo ai pesci, lui alle carni, eravamo tutti e 2 aiuto cuochi, dalle 6 del mattino all'1 di notte, e questo serviva all'epoca. Adesso è un momento in cui non può più servire questo, adesso è con l'esempio che tu puoi pensare di fare crescere le giovani leve. E Alessandro evidentemente questo l'ha capito. Certo, ha passato 7 anni all'estero, dopo 1 anno che era fuori mi chiamava e mi diceva: chef, io veramente sono pronto per rientrare. Io avevo bisogno, perché alla fine a Cornaredo le risorse umane all'epoca non erano come oggi. Oggi abbiamo creato anche una scuola di 400 studenti, abbiamo a 1 chilometro dal ristorante, però all'epoca io ne avevo bisogno, però pur di dare libertà mentale ad Alessandro, dopo 1 anno dicevo: ma scusa, pasticceria come sei? No, non ancora. La lingua sì, va bene, però inglese non c'è ancora, per cui stai fuori. Insomma, siamo arrivati tira e molla a 7 anni, dopodiché un giorno mi chiama e mi dice: chef, io veramente vorrei rientrare a casa. Prego. Dopo 7 anni, dopo che ero certo che lui avesse acquisito una mentalità diversa dal sì chef. È meglio, adesso ci pensate, è meglio che uno ti dica sì chef che uno ti controbatta in maniera diversa la tua idea, È più facile. Però quando uno ti continua a dire sì chef, vuol dire che la fossa l'ha già iniziata a scavare. Non pensi che questa libertà di pensiero che tu hai cercato di trasmettere alle persone con cui lavori, a cui di fatto di cui vuoi il bene, perché poi volendo il tuo bene vuoi anche il loro bene ed è c'è una reciprocità,
Non pensi che questo sia quello che forse manca nel nostro sistema di educazione in Italia? La No. voglia di far mettere in discussione, non solo dire sì, accettare, imparare a memoria. Secondo me non manca, perché a cercare bene si trova qualcosa. Secondo me si trova qualcosa. Bisogna vedere chi comanda quanto è disponibile a, tra virgolette, sacrificarsi ancora un po' per quello che ha davanti. Però se lo fai un po' in maniera anche egoistica, perché lo fai per te, perché tu pensi che se vai bene su di lui lavora bene, per cui tutta la traccia del lavoro che devi fare, cioè fare anche business, fare anche rendere attiva l'attività, scusate il giro di parole, ti porta ad essere più altruista, ti porta ad essere più completo nella relazione umana che devi avere con le persone. Purtroppo ragioniamo molto su tecnologia, su numeri. Il problema è che io faccio un mestiere che è 99% materia umana, 90% materia umana. Qualche tempo fa uno mi chiama e dice: guarda, ho aperto un ristorante bellissimo, sono felice, dico tutto bene, sì, tutto bene. Una piccola cosa, ho bisogno di un favore, Davide, se per caso mi trovi un cuoco. Capite che la dimensione è: se per caso mi trovi un cuoco, cioè un qualcosa da darmi, da mettere lì. E questo qualcosa da darmi lo si trova in tante aziende, in tante situazioni dove arrivi a non mettere il personale corretto, tendi sempre a fare il colpaccio, perché non investi mettendo una persona in più, facendo lavorare le altre persone pensando, perché un conto è pensare quando lavori e un conto è lavorare distinto per questioni di esigenza e basta. E se secondo me ai giovani, se dai il tempo di pensare quando si applicano, quando devono fare il lavoro manuale, io dico, secondo me un po' di amore verso una professione la si trova sempre. Grazie Davide. Prego. Abbiamo il tempo per 2 domande che voglio lasciare a voi, dato che io potrei andare avanti 1 ora e mezza senza problemi, ma non voglio essere egoista. Per cui se qualcuno di voi ha delle domande, delle curiosità da porre a Davide, alza la mano e qualcuno porterà un microfono, altrimenti procedo io. Non fate i timidi, per favore, c'è sempre questo momento di timidezza iniziale. Qualcuno di voi che vuole fare lo chef? Spero pochi. Lavorare in un ristorante? No, ma anche fuori dal ristorante la domanda, la vostra idea di sogno o desiderio. Ti chiedo allora, mentre loro magari ci pensano, avete ancora qualche minuto, cosa ne pensi di quello che si dice? Le nuove generazioni non hanno più voglia di lavorare nei ristoranti, non hanno voglia di fare il lavoro duro. No, io sono totalmente d'accordo con voi. Se le regole fossero rimaste come alla mia di epoca, fate bene, non avvicinatevi. Se le regole, come sta succedendo ora, iniziano a cambiare, allora avanti, va bene, perché non deve essere una missione il lavoro del cuoco, del cameriero, del ristoratore, deve essere una passione come lo è in tanti altri mestieri, per cui secondo me adesso c'è una novità, c'è un qualcosa che stiamo muovendo a livello legislativo per far sì che il nostro lavoro venga fatto in una maniera più etica. Non c'è ancora, però si sta lavorando molto con le varie associazioni. Per quello che mi riguarda ho una percentuale molto alta di persone assunte in più, per quello che dicevo prima, per far lavorare con meno stress i ragazzi e pensando un po' di più. Per cui da parte del singolo imprenditore probabilmente c'è già questa cosa, ma quando non è uno, ma sono tanti singoli imprenditori che cominciano a far notare questo, evidentemente poi anche sulla parte legislativa, politica, ci sarà un'intenzione di variare un po', modificare un po' il regolamento, perché gli orari che facevo io non li ho mai detti, anzi mi scappa ogni tanto, ma tendenzialmente non mi piace dirlo perché io l'ho fatto, lo rifarei, non è una cosa da rifare, da far fare, perché le scuole servono per imparare un metodo. Quando hai imparato a scuola, è bene, come si dice, cammini con le tue gambe, il metodo che hai imparato non è quello da applicare, se no saresti un copione. Il metodo da applicare è il proprio, che poi inshallah
va come va, però devi avere una tua idea del come applicarlo. E tu hai paura che, diciamo, nel mondo sempre più veloce, che ha sempre meno pazienza, in cui viviamo, anche la cucina italiana, che è rispettata e riconosciuta per la sua qualità, si perda in qualità a favore dei numeri? Cioè, l'Italia è il paese in Europa che ha il più alto numero di ristoranti, e non parlo in percentuale rispetto alla popolazione, parlo di termini assoluti, perché abbiamo tante attività ristorative. E c'è stato un boom dopo la pandemia. Ci tengo a fare una differenza tra ristoranti e cucina italiana. La cucina italiana comprende gli italiani, tutti noi, che fanno la cucina dalla casa, che sia in casa o che sia al ristorante, è la cucina italiana. L'attività del ristorante è un'altra cosa. Non è detto che se uno ha tanti ristoranti mangi per forza bene, perché nella quantità evidentemente non c'è mai segno di qualità. Mai. Però ci si può mantenere, ci si può organizzare e arriva poi il prodotto. Sicuramente la cucina italiana è la più chiacchierata in senso positivo. Mi fa un po' stretta, perché comunque all'estero c'è ancora la cucina italiana, è ancora un po' la mamma, la trattoria, poco, devo dire, rispetto all'89 quando ero a Londra, poco. Però c'è ancora questa cosa, sei un italiano, mi dicevano, sei un italiano, l'Italia è bella sì, peccato ci siano gli italiani, a me lo dicevano. Va bene, subivo, ascoltavo, però il fatto della cucina italiana è molto discussa, soprattutto con le nuove generazioni di grandi chef che adesso abbiamo in Italia, e quello è vero, quello c'è. Rispetto a quando iniziavo c'era Gualtiero Marchesi, c'erano 2 o 3 Santini c'erano 3 o 4, ma il resto c'era. Adesso, se vogliamo fare un elenco di grandissimi chef italiani, secondo me 5 minuti ce li spendiamo a dire nomi che hanno riabilitato la cucina italiana. Per cui la visione della cucina italiana è il prodotto è naturalmente veloce, è veloce anche perché le stagioni sono realmente cambiate, stanno realmente cambiando, per cui adesso in Italia, in Sicilia, c'è l'agrumeto dei finger lime che arrivano dal Far East, c'è la produzione di aglio nero vicino a Ferrara, che è una DOP italiana, per cui anche noi italiani ci siamo preparati e lo stiamo facendo bene ad accogliere anche questi prodotti che non sono parte della nostra cultura. Ma se fai una buona cucina, la buona cucina, che sia cinese, africana, nord europea o americana, se fai una buona cucina e sana, arrivi a toccare il cuore e il palato di chiunque. Bene, quindi direi che noi usciamo ottimisti, con la giusta filosofia. Grazie Davide. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie mille. Lasciami pure. Grazie, a presto.